Festa della Repubblica a Vittorio Veneto. Dopo lo strappo del 17 marzo e la ricucitura del 25 aprile, in questo 2 giugno l'attesa è tutta per il discorso di Gian Antonio D'Arè, sindaco ma anche segretario provinciale del Carroccio. E all'indomani dell'attentato di Vazzola, il leghista entra nel vivo della questione migranti. Nei confronti dei veri profughi di guerra, dice alla folla in Piazza del Popolo, occorre mantenere quella misura di accoglienza umana che appartiene al nostro paese, non però se si tratta di semplici clandestini. La nostra è una repubblica fondata sul lavoro. Ed è la disponibilità del lavoro l'unico mezzo possibile per l'accoglienza degli stranieri. No ai rifugiati nei comuni, ribadisce il leader della Lega, facendo capire che l'esasperazione è comprensibile. Condannate questo gesto? Ma certamente lo condanniamo perché si fa un attentato o comunque si fanno dei danneggiamenti su una proprietà privata. A condannare il clima di intolleranza è invece la diocesi che invita le amministrazioni a raccogliere l'appello all'accoglienza. Viene non solo da qualche persona così idealista, ma viene dallo stesso governo del nostro paese. Come facciamo a dire che non possiamo o non dobbiamo farlo? Ma la cerimonia per i 65 anni del referendum istituzionale è anche uno striscione. Difendiamo la Costituzione. Speriamo che lo spirito unitario e lo spirito, del nostro paese possa essere anche qui a Vittorio Veneto un elemento di unità per tutti.